Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo a parlare di MySQL, o meglio di un database SQL, e in questa lezione nello specifico andiamo a vedere come effettuare la connessione tra il nostro sitino e il database, ok? Operazione di routine che quando lavoriamo in WordPress viene fatta in automatico, operazione che invece adesso andremo a cercare di riprodurre con uno dei diversi modi. Useremo quello più semplice ovviamente per la comprensione di tutte le dinamiche all'interno di una strutturina che andiamo a creare. Allora però prima di tutto iscrivetevi cortesemente al canale se avete piacere, è molto importante per poter portare sempre nuovi contenuti di qualità, il fatto di poter andare a far crescere questa bellissima community, ok? Noi ci vediamo dopo la sigla. Allora, facciamo una precisazione prima di iniziare il lavoro. MySQL non è un linguaggio come alcuni ogni tanto erroneamente pensano, in realtà si tratta di un software. MySQL è sostanzialmente un server di database, ok? Che sfrutta SQL, che è il linguaggio dei database. Questo si va a interfacciare con PHP attraverso delle query che vedremo la prossima lezione, e grazie a tutta questa procedura noi siamo in grado di creare delle strutture dinamiche, perché i nostri contenuti verranno riversati all'interno del database, che impareremo, ripeto, a costruire la prossima settimana attraverso dei form HTML presenti nel backend. Questi contenuti poi verranno richiamati attraverso dei link che andiamo a cliccare, attraverso delle occorrenze e delle query che preleveranno questi contenuti e ce li mostreranno a video nel front-end, in base poi anche ai privilegi che abbiamo come tipologia di utente. Alcuni contenuti infatti sono fruibili da tutti gli utenti, altri contenuti invece saranno fruibili solamente da utenti previo autenticazione, cioè utenti che sono loggati. È tutta una serie di dinamiche che fanno sì che il web sia appunto dinamico, ok? Allora, per poter andare a gestire in maniera utile alla causa i database, le operazioni che dobbiamo fare all'interno di un server locale, come in questo caso io sto usando una vecchia versione di MAMP che andiamo ad installare. Se non avete idea di cosa sto parlando, andate a rivedervi la lezione introduttiva di questo mini corso PHP MySQL. Ovviamente esistono diversi server locali, ma hanno tutti in comune la stessa caratteristica, oggi come oggi, stessa caratteristica che hanno in comune anche i provider online, cioè la presenza di PHP MyAdmin, che da MAMP possiamo raggiungere qui, da questa voce. PHP MyAdmin è un'interfaccia per la gestione dei database SQL che troviamo già preinstallata in tutti i server, ok, che possiamo andare a gestire. Quindi di conseguenza l'unica cosa che dobbiamo andare a fare all'interno di PHP MyAdmin in questo caso è andare semplicemente a creare un database vuoto. Oggi non vi mostrerò come si fa, perché all'interno ci sono tutti i database dei miei clienti con i nomi eccetera eccetera, quindi per un principio di privacy non vi mostrerò questi dati, li andrò ad oscurare la prossima settimana nel prossimo video, ok? Per questa settimana non serve. Cos'è che abbiamo bisogno di sapere? Abbiamo bisogno di sapere quei dati che ci vengono inviati dal provider nel momento in cui acquistiamo uno spazio web, quindi si tratta di sapere il nome del database, il nome dello user, la password ovviamente del database per quello user e l'host, ok? Queste informazioni vi vengono fornite in fase di acquisto, ok? Vi arriva la bella mail con tutti i dati FTP, SQL, mail, IMAP, POP e tutte quelle cose lì, ok? Le ho dette giuste? Non lo so. Detto questo, se stiamo lavorando in locale, ovviamente il nome del database l'avete scelto voi. Io ho creato un database che ho chiamato db_1. Se sto lavorando in locale non mi sono creato ovviamente né uno user né una password, quindi nel caso stiate usando MAMP andrete a scrivere root e root, cosa che faremo insieme dopo. Se invece state lavorando con altri server locali, per esempio su Windows con XAMPP piuttosto che WAMP, ricordatevi che, se non ricordo male, il campo password deve essere lasciato vuoto, quindi non ci deve essere scritto assolutamente niente, ok? Bene, andiamo e passiamo all'esercizio. Allora, qui ho l'anteprima della mia paginetta bianca, ok? Che mostra semplicemente le nostre belle occorrenze, quindi la struttura che mi sono creato. Abbiamo una nuova cartellina e all'interno della cartellina abbiamo un file index con le solite occorrenze del doctype e compagnia bella, quindi l'alberatura della pagina web, mentre mi sono creato un file config, anche per richiamare un po' al file wp-config presente in WordPress, dove andremo a creare la connessione al database. Allora, la prima cosa che vado a fare dentro questo file è aprirmi e chiudermi PHP. Dopodiché andrò a crearmi le 4 costanti per il collegamento. Quindi define, chiamerò la prima db_name, vi ricordo che le costanti per convenzione vanno dichiarate in maiuscolo,
All'interno della seconda occorrenza andrò a definire il nome del database db_1, il database che mi sono creato prima. Vado quindi a copiarmi altre 3 volte questa dinamica e vado a modificare le occorrenze del caso. Quindi questo sarà db_user, questo sarà db_password. Ho scritto giusto? Sì, molto bene. E questo sarà db_host. Come dati avremo root, perché sto lavorando con MAMP su Mac, e qui avrò semplicemente localhost, che è così nella maggioranza dei casi. Se così non fosse, ovviamente consultate le specifiche del vostro computer o di quella che è il server locale su cui state lavorando. Ok, su PC Windows potrebbe essere diverso, obiettivamente. A questo punto devo fare un'operazione. Devo andare a sfruttare per la connessione ai parametri la classe già integrata in PHP che si chiama MySQLi, che dalla versione 5.5 di PHP MySQL e le funzioni SQL sono state deprecate ed è stata introdotta come classe oggetti già presente all'interno delle versioni di PHP dalla 5.5 in su, questa classe oggetti che si chiama appunto MySQLi, dove la I sta per Improved, MySQL migliorato, ok? Tutta la baracca è stata deprecata completamente MySQL, credo, se non ricordo male, 3 o 4 anni fa. Perciò tutte quelle funzioni sono cadute e di conseguenza tutti i siti che erano stati creati con quelle tecnologie, che a oggi invece ovviamente sfruttano le classi a oggetti. Allora, la prima cosa che devo fare è creare l'istanza di una classe. L'istanza di una classe si crea in questo modo. Vado a piazzare una bella variabile che chiamerò MySQLi, ma potrei chiamarla in qualsiasi modo, ok? Uguale new. Dopodiché vado a richiamare il nome della classe e la classe si chiama appunto MySQLi e non dovete richiamarla voi o dargli un nome voi perché è così che si chiama all'interno della versione di PHP. Dopodiché all'interno delle parentesi andiamo a richiamare le occorrenze per la connessione, quindi dbhost, virgola, dbuser. Ovviamente in questo caso l'ordine, se non ricordo male, dovrebbe essere assolutamente ininfluente, dbpassword e per finire il dbname. Quindi i dati di accesso vengono riversati in questa variabile attraverso l'istanza della classe. Attenzione che quindi poi adesso da questa variabile io posso estrarre tutti i metodi che servono, li vedremo la prossima settimana. Queste operazioni a volte vengono svolte in file diversi per creare un po' più di sicurezza all'interno della struttura, ma per oggi vado a fare tutto direttamente in un file unico, tanto sto lavorando in locale, non me ne può fregare di meno. Ok? Adesso vado addirittura a crearmi una connessione perché voglio andare a gestire una modalità di errore se per qualche motivo la connessione al database non dovesse funzionare. Quindi richiamerò questa funzione MySQLi underscore connect erno e gli dirò if MySQLi connect erno, se ci sono errori con la connessione, ho dimenticato 2 tonde, ok, infatti non si colorava, ok, allora se hai un problema con la connessione, ecco, stampami, facciamo un bel H1 e andiamo a dirgli impossibile stabilire una connessione con il database. Cosa è successo a questo punto? Se per qualche motivo abbiamo questo messaggio di errore, qui andiamo subito anche a sconnetterci dal server, exit, funzione che ci permette di staccare la connessione con il server. Arrivati a questo punto cosa dobbiamo fare? Beh, è ovvio che se dovesse apparirci questo messaggio a video, l'unica opzione possibile che possiamo aver combinato è il fatto di aver sbagliato a scrivere uno dei 4 dati o magari il database semplicemente non esiste, ok? Quindi non paura se vi appare questo, vuol dire che uno di questi parametri è sbagliato, verifichiamo, sistemiamo e andiamo a rimettere in ordine. Ovviamente se io adesso vado però a lanciare di nuovo l'anteprima non succede una mazza, è tutto uguale a prima. Perché è tutto uguale a prima? Beh, per il motivo molto semplice e basilare che io non ho richiamato il file config all'interno della struttura su cui sto lavorando, ok? Quindi cos'è che devo fare in questo momento? Devo andare a prendere all'interno della mia index, devo andare alla prima riga e mi vado a richiamare il file in questione. Utilizzo un require o un include. Tutte le cose di cui sto parlando, ragazzi, vi ricordo che sono già state spiegate nei video precedenti,
Quindi richiamo il file wp-config qui, ok, all'interno della mia strutturina. Ultimamente ho la fissa di scrivere tutto ordinato anche PHP, una volta lo scrivevo più a cazzo, adesso invece sono molto preciso anche nella scrittura, mi piace avere gli spazi giusti. Allora, require, richiamo il file config con i dati di configurazione al database. Se non ho sbagliato niente e vado a ricaricare la pagina, avrò la mia struttura perfettamente collegata al database. Attenzione che per verificare se questa funziona realmente dovremo andare poi la prossima settimana a fare un nuovo esercizio, ma nel frattempo posso verificare se qualcosa non va a buon fine, se il file sta lavorando. Mi basta sbagliare uno di questi dati, che ne so il nome del database, e tecnicamente dovrei avere l'errore sull'impossibilità di andare a stabilire una connessione con il database, ok? E questo è quanto, ragazzi, per la connessione al database. Vi invito pertanto a creare questo esercizio, perché poi questo esercizio ci servirà per le prossime 2 lezioni, dove andremo a concludere, se non cambio idea ovviamente, questo mini corso PHP MySQL. E anche per oggi è tutto. Io vi invito a lasciare nei commenti le domande che dovete farmi, ok? Anche se effettivamente abbiamo fatto qualcosa di molto basilare. Lasciate un bel like al video se vi piace. Io vi aspetto come sempre la prossima settimana. Grazie mille che mi seguite, per tutti i messaggi che mi stanno arrivando. A breve spero di poter fare un video dove rispondere a tantissime domande che ho ricevuto, soprattutto negli ultimi 3 video di vita da freelance. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, see you next time.